Nadia, vuoi raccontarci le fasi che ti hanno portata ad essere insignita Cavaliere al Merito della Repubblica? Allora, sicuramente ricevere la chiamata da parte della segretaria è stata un'immensa emozione, difficile da realizzare, poi trovarmi lì accanto al presidente è stato un messaggio molto forte da metabolizzare, ecco. Significa che il mio lavoro svolto sui social è arrivato talmente in lungo e in largo, tanto da arrivare nel cuore del presidente. Cosa si prova a varcare la porta del Quirinale e trovarsi appunto a fianco del caro presidente Mattarella e ricevere appunto questa menzione? È un'emozione grandissima e soprattutto è stata sentita non solo da me, ma da parte della mia famiglia, dei miei amici e di tutte le persone che mi seguono. È stata un'emozione grandissima che difficilmente dimenticherò. Tu ci hai creduto sin da subito quando hai ricevuto la telefonata? Ma in realtà no, pensavo che si trattasse del call center, poi in realtà no, non era il call center. Sindaco, grande festa per la Calmuto per questa menzione che ha ricevuto Nadia Lauricella direttamente dal Presidente della Repubblica Mattarella. Grande onore, grande orgoglio, perché Nadia è Cavaliere della Repubblica al merito ed è un merito meritato, scusate la cacofonia, perché in effetti per tutto quello che è Nadia frattanto, ma soprattutto per tutto quello che fa, per quella che è stata la sua vita, la sua presenza nella società, per tutto quello che sta organizzando e per le tante persone, milioni di persone che riesce a muovere e a coinvolgere. Ovviamente come sindaco di questa città non posso che ripetere di essere veramente orgoglioso, oltre che felice e straordinario, e allora insieme alla giunta comunale abbiamo pensato di fare questo piccolo riconoscimento anche qui in comune, anche perché per noi Nadia è una diretta collaboratrice di questa amministrazione comunale, perché come abbiamo avuto modo di dire più volte è stata nominata garante per i diritti delle persone diversamente abili. E quindi siamo strafelici, ci sentiamo partecipi ovviamente di questa onorificenza, ed è un'onorificenza che riempie di orgoglio non soltanto noi, non soltanto l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, ma credo che l'intera città e, lasciatemi dire, l'intera Sicilia. Bravissima Nadia!